variamo anche il tipo di melodia e faremo anche questa cosa oggi. Quindi 347 342 5220 diretta DJ.it o l'applicazione di Radio DJ per il suggerimento delle vostre parole. Se usate l'applicazione è meglio, così sentiamo la voce. Sì. La parola che contraddistingue la giornata di oggi. Rapido giro, la tua parola fu... Di giornali, interessantissima rielezione di Tsipras, quindi sarà Tsipras B. Ah, no, quindi direzione del PD. No, ero indeciso, ma appassionato di più Tsipras B. Scrivilo così, Giorgio. Tsipras B. La parola di Giorgio. Santiago de Cuba. Santiago, il Papa parte da Santiago de Cuba, scopro che c'è l'aeroporto a Santiago de Cuba. Partito da lì. Lo fanno apposta per lui. Poi lo smontano, Lo smonto, già smontato. Una curiosità che vi ho detto prima, sapete che nessun cubano, o almeno così si dice, sa dove vive Fidel Castro per motivi di sicurezza? Cioè ti dicono la playa, si dice la playa, ma la playa dove? Se non sa, la playa del mare, e quindi la domanda è: dove si saranno incontrati il Papa e Fidel? Non probabilmente a casa di Fidel. No, alla playa. Alla playa. Mojito. C'era anche Andrea Pellizzari, mettiamo un po' di musica. Beh, no, sembra che sia, come dire, un luogo comune, ma credo che sia veramente così. L'altra ipotesi, mi piaceva molto quello che diceva il mio collega, è che lo hanno bendato, gli hanno messo il sacco in testa. E hanno fatto fare 3 giri su se stesso e poi dentro una macchina, dentro casa. Così. C'era solo un fotografo, però uno che faceva dei Polaroid. Terza parola la suggerisco io: Philadelphia. Philadelphia non inteso come formaggio spalmato, già mi era venuta fame. ma Philadelphia come prossima tappa del viaggio appunto di Francesco, del Papa, ma soprattutto Philadelphia è il luogo dove andrà il sindaco di questa città dalla quale trasmettiamo, Marino, a incontrare il Papa. A Mari già ti hanno detto, guarda che lui vive qua. Marino, è più facile. Dal Campidoglio credo che siano 2,5 chilometri, che puoi fare a piedi. Non prende il 98, non lo prende, non prende il 64, non lascia perdere. Anche perché ti fottono il portafoglio. Ignazio, lascia stare. Ci puoi andare in bicicletta, con il taxi, però è molto più comodo. Pensa che tutte le domeniche, ma tutte, lui alle 10 celebra la messa. Non questa perché era là. Questa era... allora è per quello, voleva andare a messa, non l'ha trovato. Lui si è preso questo impegno oggi, quindi lui ci voleva andare. Quindi la terza parola è Philadelphia. Caro Maxino, il genere te lo diciamo tra poco, ma visto che l'altra volta hai avuto un ospite eccezionale, oggi ti chiediamo di ospitare Tiziano Ferro. Scatenati, trova il numero, devi duettare almeno in un fraseggio all'interno della canzone con Tiziano Ferro. Ma dai, facilissimo. Tiziano poi un nome si sveglia prestissimo. Poi gli diamo il cellulare, vedrai che reagisce bene. Genere musicale, beh, va da sé, ragazzi. Scegliamo una ballad alla Bruce Springsteen. Sei contenta, Stellina? È tutta per te. Dai, scatenatevi con le vostre parole. Questa è Philadelphia, dall'omonimo film, e poi vi diciamo anche com'è Philadelphia. Brutta. No, il film, la città è buona. La città. Il formaggio è sempre unica, ricordalo. Pronto? Buongiorno, ciao. Beh, dai, per il momento sembra normale, dopo sai... vediamo le altre 300 parole che arriveranno, vediamo. Sì,
Siete sicuri? Non è che arriva qui con la scimitar Laura Stellini. È finita, è finita. Philadelphia in onore di Kaori. Kaori che è una parola che in tanti ci stanno suggerendo per Mazzino. Allora sì, prendiamo nota nella canzone spezza di Mazzino ci sarà anche Kaori. Senza Philadelphia, diciamo, 1994, colonna sonora di un film molto bello, con Tom Hanks e Denzel Washington faceva la parte dell'avvocato, mentre invece Tom Hanks faceva la parte di colui che querelava, mi pare, il grande studio nel quale era stato impiegato e nel quale è stato mobbizzato per DIS. Film molto bello che io mi ricordo bene, ho visto in prima fila, quindi non ricordo la storia perché era ma perché ancora vendono come allo stadio, ti vendono il biglietto di Adolfo Bellone al cinema, prima fila diventi matto. Devo dire che nelle nuove multisale non sei proprio appiccicato alla... Sì, li hanno spostato un pochino. Prima più andavi sotto, quindi io ricordo che poi è un film di dialoghi, quindi è tutto. E noi faremo questo. La testa da parte all'altra. US Open praticamente in sala. Sentiamo Chiara da Parma. Buongiorno Chiara. Buongiorno, Ciao Chiara, quanti anni hai? 18. 18, quindi già 18 sei nell'anno della maturità. Sì. Lo so, vabbè, ma mancano 9 mesi, insomma. Non essere agitata da ora. Senti, stai andando a scuola, che scuola fai? L'agrario. Agraria, che la entri? Alle 8 meno 5. Non sa niente, non sa l'età. Alle 7-8. Alle 7-8. Quindi tu sei quello scaglione di nostri ascoltatori che alle 8 ci molla. Sì. Mannaggia, quindi mai canzoni travisate, mai, niente. No, Peccato. non riesco mai a sentirle. Beh, poi c'è il podcast. C'è il podcast, sì, ma poi in un modo o nell'altro ritornano nella rete, come hai Sì, visto. sì. Non te le perdi, stai tranquilla, Chiara. Pensa che non a FIBA nostra, è una cosa incredibile. Senti Chiara, la tua parola di oggi è? Rivoluzione industriale. Rivoluzione industriale. E perché? Perché oggi mi aspettano 2 ore, se non di più, di storia. Sulla rivoluzione industriale. Argomento. Che cosa sai sulla rivoluzione industriale, Chiara? Che cosa so? Che è nell'Ottocento e che è venuto in Inghilterra, in Europa, diciamo. Inghilterra sì, c'è preso. Sai un tutto pochino quello che prima. bisogna sapere. Perfetto. Magari anche fine 700. Ma lei, hai visto come fa? E come le dà? 7-800. Cioè lei ha cavato. 7-800. In bocca al lupo Chiara, buona giornata, un bacio. Grazie Ciao, mille, grazie. buona Ciao giornata. a te. Sentiamo Guido da Ravenna. Buongiorno Guido. Buongiorno trio. Buongiorno, la tua parola del giorno è da inserire nella canzone di Maxino è? Scatole. Come mai? Scatole come quelle che spedirò oggi, come faccio tutti i giorni più o meno da un mesetto, visto che ho cambiato lavoro e adesso mi dedico alle spedizioni. Quindi non sei un rompiscatole, ma sei uno spedisciscatole. Esattamente. Ecco, e che cosa ti è capitato di spedire di particolare, di dimensioni? Beh, allora, noi ci occupiamo di ricambi auto, quindi c'è tutto. La cosa più assurda è stata un parafango di un maggiolone del 72. Ah, però, che come lo imballi? Come dove lo metti dentro un po'? Quelli sono... te lo danno e Sì. prendi questo pezzo di metallo in mano tutto curvo e non sai che pesci prendere. Certo. E allora ti metti a inventarti le pesci. Anche perché suppongo che abbia un valore, visto che... Sì, è 70. Sì, beh, per chi lo acquista tantissimo, per chi lo vende un po' meno. Ecco, era un amico, abbiamo capito. Grazie Guido, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao. Guarda che bello, ci spostiamo a sud, a Messina, dove c'è Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Iesesla tutto, trio. Però gli sei non possiamo mettere. Già fatto, sarà anche il titolo di una canzone. Qual è la tua parola? La mia parola è Ital Volley. Ital Volley, ne parliamo poco, è vero? Ital Hai Volley. ragione, vogliamo ricordare perché Ital Volley? Perché c'è un torneo in Giappone che è la World Champions Cup. Praticamente si giocano la qualificazione alle Olimpiadi di Rio e l'Italia stanotte ha battuto l'Argentina con una sola sconfitta, rischia di passare il turno, deve giocare contro Polonia e Stati Uniti oggi, stanotte e domani notte, e se passa il turno sarà alle Olimpiadi.
Vale grande Olimpia. partita. E allora, perfetto, vincere per i nostri azzurri della pallavolo. È bravo Giuseppe. Ma un leggerissimo accento di Messina. Ma Giuseppe, stai facendo colazione, dici la verità. Veramente sto per uscire perché sto andando al lavoro. Ah, ok. E che lavoro fai? Farmacista. Beh, Alleni pallavolo. E pensa che fortuna, puoi dargli il doping senza pagarlo. Pensa che bello. È vero. Che bello. Dici, qualcosa funziona di più, l'aspirina o il Viagra, come tanti dicono. No, veramente. Ah sì? Sì. No, le aspirine del diario, siamo su qualcos'altro, siamo le naturali Il cannolo! Noi mangiamo i cannoli prima di giocare. Se Cannano posso andare a fare i mondiali, se ne dai uno con una cassata vinco tutto. Ciao Giuseppe, buona giornata, buon lavoro, buon martedì, grazie. Ciao ciao. Eccoci. Ah, vabbè, ma sì, se no non mi chiamavano, quindi... Ok, ciao. Ciao, ciao. Sì, grazie, benissimo, benissimo, benissimo. Buongiorno, buongiorno. Bene. Ma no, lo chiamo un attimo, sarà sveglio a quest'ora, viene su al volo. Eh.
Sì, sì. Dai, evviva! Sì, dai. Ma facciamo che ve la porto a piedi, dai. Esatto. Grazie. A domani. Ah, scusa, sì, sì, scusa. Allora sì, Tiziano Ferro. Perfetto. No, niente. No, no, confermato, quindi. Non so se ti stai ascoltando adesso. Vabbè. Vabbè, sì, 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 boh, insomma, tanto per fare il test. Sì, sì, sì. Vabbè, va bene. Ciao.
È stato spostato. Io la scalino. Esatto. Vai là, in arma d'acqua. Perché fare su. Non li chiamo là. Vai una. Parafullo è solo Fiat. Fatevi rispettare. Dai, Parafullo. Fatevi rispettare. Dai, Parafullo. Dai.
Ho ordinato spesso le ciabatte. Ho ordinato spesso le ciabatte, scatole su scatole di scarpe. Devo prepararmi per un viaggio in una meta bella. Ho ordinato spesso le ciabatte, scatole su scatole di scarpe. Devo prepararmi per un viaggio in una meta bella. Sono scappato a Santa Marinella perché c'è sto tizio che mi porta iella. Mi vedi ovunque, non so toglierlo di torno. Quindi l'ho incontrato e poi di botto, 3 secondi dopo un dito rotto. Ero titolare all'Italvoli ed ora sono in panca. Ero titolare botto, 3 secondi dopo un dito rotto. Ero titolare all'Italvoli e adesso sono in panca. So qual è la meta, fuggo il dramma su kaori.com, top di gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, c'ho da camminare in Street of Philadelphia. Na, 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 na. La rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Non ho solo panico e di più, è l'omino della paraflu. Ho scoperto per fortuna allergico Tiziano Ferro. Quindi la battaglia fu così, inizio con l'urlo Zipraspif, trangugiando yogurt nell'esofago anche se fa male. Questa parte avevo da cantare solo per ficcarci ste parole, ma Tiziano contro l'Eschimese fu epocale. Tiziano contro l'Eschimese. L'Eschimese fu epocale. Dai, va. Dai, paraflu. Dai, paraflu. Vocale. Dai, paraflu. Dai, paraflu. No! Flu. Dai, paraflu. Dai, paraflu. Dai, paraflu. Dai, paraflu. Amico Tiziano, difendimi da sto pazzo, sconfiggilo con qualche sfisa a cazzo. A cazzo. Dai, paraflu. Dai, paraflu. Ma grazie. Ma grazie mio amico Tiziano Castro, adesso si visiterà Fidel Castro, Santiago de Cuba e la meta, ho un'idea, scendiamo e prendiamo Francesco e poi via!
Adesso si visiterà Fidel Castro, Santiago de Cuba e la meta, un'idea. Scendiamo e prendiamo Francesco e poi via. Ho ordinato spesso le ciabatte, scatole su scatole di scarpe, devo prepararmi per un viaggio in una meta bella. Sono scappato a Santa Marinella perché c'è sto tizio che mi porta iella, mi pedino ovunque, non so toglierlo di torno. Quindi l'ho incontrato e poi di botto, 3 secondi dopo un dito rotto, ero titolare all'Ital Volley, adesso sono in panca. So qual è la meta, fuggo 3 secondi dopo un dito rotto, ero titolare all'Ital Volley, adesso sono in panca. So qual è la meta, fuggo il tram su kaori.com e top di gamma. So qual è la meta, fuggo il tram su kaori. So qual è la meta, il top. So qual è la meta e fuggo il tram su kaori.com e top di gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, c'ho da camminare come top di gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, c'ho da camminare in streets of Philadelphia. In streets of fear, kaori.com e top di gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, Philadelphia. La rivoluzione industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Non ho solo panico e di più, è l'omino della paraflu. Ho scoperto per fortuna allergico Tiziano Ferro. Quindi la battaglia fu così, inizio con l'urlo Zipraspis, trangugiando yogurt nell'esofago anche se fa male. Questa parte avevo da cantare solo per ficcarci ste parole, ma Tiziano contro l'eschimese fu epocale. A te, paraflu! No! A te, paraflu! Amico Tiziano, difendimi da sto pazzo, sconfiggilo con qualche svisa a cazzo. Se solo Svisa si fa. No, svisa dopo anche delle parole, una specie di battaglia contro l'omino delle attacchi paraflu. Perché? Ma che ne so? Ti dai chiesto Lori? No! Si chiama la parola attacchi paraflu, devo trovare un modo. Quindi sì, il primo è dopo se curto lo femo. Boh, tanto svisa a cazzo, quindi fa quello che te vuoi. Vigilo con qualche svisa a cazzo. No. Che svisa a cazzo. A te, paraflu! E qua solo che pensavo quando ho qualche volta qua, penso che pensavo quanto inutile farne dedicare, anche fuori tempo, fuori tonalità, giusto per Cos'è una tonalità? Te, paraflu! Solo che pensavo quanto è inutile farneticare. A te, paraflu! Solo che pensavo quanto è inutile farneticare. Farneticare. A te, paraflu! A te, paraflu! Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare. A te, paraflu! Buon compleanno Milvia, perché non so dove metterlo. Buon compleanno, Milvia. A te, paraflu! Buon compleanno, Milvia. Abbiamo due versioni prossime. Buon compleanno, Milvia. Non so mai. Aspetta, adesso devo dire no, adesso usa Tai Paraflu di nuovo.
Cos'è l'arma finale che se pimpi ripete musa, pimpi ripete pam. Ma che ne so, è una roba che hai detto tu. Dai, Buon compleanno. Dai, Paraflu. Buon compleanno. Milvia. Dai, Paraflu. Se si tira era la mia arma finale, sì, forse sì, era la mia arma finale, no? Ed ora la finale. No, così. Sì, anche senza musica, ci penso. Sì. Dai, Paraflu. Ed ora la mia arma finale. Cosa? Pimpi ripete musa, pimpi ripete pam. Così. Pimpi ripete musa, pimpi ripete pam. Dai, Paraflu. Ed ora la mia arma finale. Pimpi ripete musa, pimpi ripete pam. Ma grazie mio amico Tiziano che estro, adesso si visiterà Fidel Castro, Santiago di Cuba e la meta un'idea. Scendiamo e prendiamo... Pimpi ripete musa, pimpi ripete Ma sicuro pam. adesso, perché sentiamo dal Papa. Scendiamo e prendiamo Francesco e poi via. E il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa mia. Ma quando c'è anche il Papa. È una cosa molto bella. Rispondi, sì. Quindi sarà così. Poi via. E il Papa adesso canta. Ti parti comunque, dopo Sì. rifamo l'inizio. Poi via. Il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa. Poi via. Il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta. Sono andato troppo lento? Sì, ma Il Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa mia. Tutto il vicinato e poi Fidel Castro, ascoltare per dare Sì. E adesso Fidel Castro? No, fermo sempre con lui. E adesso Fidel Castro. Ok. No, come che Adesso canta a casa mia. E adesso Fidel Castro. E ascolta il repertorio. Facciamo qualcosa del Papa, che cazziamo dentro. Sì. Che vuol dire? Canta a casa mia. E adesso Fidel Castro. È una cosa molto bella E questa ascolta il cosa. repertorio. Mi piace molto sentire il repertorio di Fidel Castro, eh? Boh, non so, qualche cosa. Casa mia. E adesso Fidel Castro. È una cosa molto bella questa E cosa. ascolta il Mi repertorio. piace molto sentire il repertorio di Fidel Castro, eh? Vediamo come si fa. Il Musa lo rifaria alto perché ha un altro Ripete musa. Pimpi ripete musa. Finale. Pimpi ripete musa. Pimpi ripete pam. Ma grazie mio amico Tiziano che estro, adesso si visiterà su Santiago de Cuba e la meta. Buon compleanno. Milvia. Dai, Paraflu. Ed ora la mia arma finale. Dai, Paraflu. Pimpi ripete musa. Dai, Paraflu. Pimpi Ha più di arma forse, non so. musa. Pimpi ripete pam. Ma grazie mio amico Tiziano che estro, adesso si visiterà Fidel Castro, Santiago de Cuba e la meta un'idea. Scendiamo e prendiamo Francesco e poi via.
Il Papa adesso canta a casa mia. Adesso Chiamo Francesco e poi il via. Papa adesso canta a casa mia. Francesco e poi Il via. Papa adesso canta a casa mia. Il Papa adesso canta a casa mia. E adesso Fidel Castro È una cosa molto bella questa mi cosa. ascolta il Mi repertorio. piace molto sentire il repertorio di Fidel Castro, No, per ascoltare il repertorio, questo se potessi dire. Ascolta il repertorio e aspetta, te canta un pezzo di Suor Cristina. Molto bella questa Mi cosa. ascolta il repertorio. Allora, Fidel, se vuoi te canto un pezzo di Suor Cristina, Te potessi dire anche Yeses la Dud. Che è quella frase degli alieni, Yeses la Dud. quelli che sempre le Col Papa. sì, forse col Papa, sì. Voglio dire una cosa, tipo una cosa qualcosa del genere, cosa potessi dire? Yeses la Dud è una specie di roba che gli alieni che gadito a delle persone, quindi che vuol dire tipo voglio fare l'amore con te, o del genere. Quindi Yeses la Dud. Nel che dice solo Fidel. Yeses la Dud. Spero solo quello. Sul Perché finale. carina, Ah, te dici? Ma magari di Tiziano Ferro, forse. Carina, Questo è Disi. Carina, Però è bello il Papa. Spero che non mi consideri. No, beh. Se voglio fare amore con te. Ma non sapete chi controllo adesso, Cosa sì, controllo? Non so che venire a fare tutta roba delle ore, perché è una roba che dici sempre, no? Il saluto che l'ultimo minuto, Esattamente significato non vi ancora. Che dir si voglia, ha scritto. No, no. No, umani fate a zero perché gli alieni sono fatti bravi e vi taglieranno le palle. Fidel, attento che Yeses la Dud. Ok. Ma basta dire anche Yeses la Dud. Penso del suo Cristina. Anche Fidel o no? Sì, Fidel sì. Penso del suo Cristina, Fidel, Yeses la Dud. Perché è stato tipo da 1 anno e mezzo che tu dici che sono le Un così pezzo roba. di Suor Cristina, Fidel, Yeses la Dud. Fidel, Yeses la Dud. Suor Cristina, Fidel. Ah, tutto? Lo faccio tutto. No, faccio tutto. Fidel, Yeses la Dud. Fidel, Yeses la Dud. Fidel, Yeses la Dud. Ho ordinato spesso le ciabatte, scatole su scatole di scarpe. Devo prepararmi per un viaggio in una meta bella. Sono scappato a Santa Marinella perché c'è sto tizio che mi porta iella. Mi pedino ovunque, non so toglierlo di torno. Quindi l'ho incontrato e poi di botto 3 secondi dopo un dito rotto. Ero titolare all'Ital Volley, adesso sono in panca. So qual è la meta e fuggo il dramma. Su kaori.com il top di gamma. Prendo delle scarpe un po' speciali, c'ho da camminare in streets of Philadelphia. La rivoluzione industriale mi ha permesso di poter utilizzare. La rivoluzione industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Non ho industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Non ho solo panico e di più, è lo mio della paraflu. Ho scoperto per fortuna allergico Tiziano Ferro. Quindi la battaglia fu così, inizio con l'urlo Fipraspif, trangugiando yogurt nell'esofago anche se fa male. Questa parte avevo da cantare solo per ficcarci ste parole, ma Tiziano contro l'eschimese fu epocale.
A te, Paraflo! No! A te, Paraflo! Amico Tiziano, difendimi da sto pazzo, sconfiggilo con qualche svisa a cazzo. Svisa a cazzo. A te, Paraflo! Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare. A te, Paraflo! Buon compleanno, Milvia. A te, Paraflo! Ed ora la mia arma finale. A te, Paraflo! Pimpiripete musa, pimpiripete pam. Ma grazie mio amico Tiziano che estro, adesso si visiterà Fidel Castro, Santiago de Cuba e la meta, ho un'idea, ci andiamo e prendiamo Francesco e poi via. Il Papa adesso canta a casa mia, il Papa adesso canta a casa mia, e adesso Fidel Castro È una cosa molto bella questa cosa. ascolta il repertorio. Allora, Fidel, se vuoi te canto un pezzo del Suor Cristina, eh? Fidel, y ese es la dulce. Fidel, y ese es la dulce. 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 Ho ordinato spesso le ciabatte. Fidel, y es... Povero sindaco, tutto contento. Ecco, anche il comune di Trieste da oggi è un'auto completamente elettrica. Una scelta che va nel senso di una modalità più evoluta, moderna e ecologica. Se ricorderete lo scorso marzo sono state installate 9 colonnine di ricarica elettrica in tutta la città, facendo di Trieste una delle città italiane meglio infrastrutturate per quanto riguarda la mobilità elettrica, grazie alla Cega SPS che ci ha consegnato gratuitamente la vettura. La mia risposta: figona! Si vuole usarla anche per andare a lavorare in feriera? Scopriremo che sarà in streaming, tra l'altro, anche lui. Sì. Che Perché adesso sta arrivando? Sì, tutti. sì. Amici. Sarà lui che ascolta. Allora, Cioè, quindi noi parliamo in triestini, ne senti ovunque in triestini. Mm-hmm. Bon, questo è il triestino. Allora. Aquarius, il su Fox dei Whispers, prodotto da Spielberg. Sky TV, ogni sera una prima visione in esclusiva. Abbonati subito, a soli €19,90 al mese. Chiamaci 02 50 50. Info su sky.it. Signor Castro Giovanni, basta con le fesseggio. Cosa ti ho detto? Che devo diventare efficiente, forte e agile come i furgoni Peugeot. E perché? Perché ho comprato il nuovo partner. Pronto? Ciao. Guarda, sto mandando in questo momento. Sì, ci sta inviando, pensa che fra un paio di minuti arriva. Ok? Sì, bene, ciao. No, ma no, se arriva anticipato, forse che ho visto che non finiva. Una roba, y ese es la dulce. una roba fa, Fidel y ese es la dude anche con Tiziano Ferro? Sì, per sicurezza. Hoy te canto un pezzo de Suor Cristina, eh. Fidel, y ese es la dude. Fidel, y ese es la dude.
potremmo fare con Elisa, però, come che faceva la Pausini con Tiziano Ferro, questa canzone qua, non me lo so spiegare. Ah, sì, è vero, sì. Con l'efficacia del Vichy. Vai in farmacia. Per 30 giorni hai il 30% di sconto su tutte le creme viso Vichy. Sconto immediato applicato sul prezzo praticato dai rivenditori. Dati di validità della promozione disponibili nelle farmacie attinenti. Scoprili su vichy.it. Ci sono tanti ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo da Opel. Nuova corsa, Premium Class Innovations. A settembre completa di tutto da 9.750 euro. E oggi nuova corsa e anche GPR Tech. Scopri tutto su opel.it. Sabato e domenica. Hai visto il nuovo Idol 3? Lo smartphone che funziona anche capovolto. Wow, come? Il nuovo Idol 3 di Alcatel One Touch è reversibile al 100%. Rivolto verso l'alto o verso il basso, l'interfaccia utente è girata e grazie ai due altoparlanti puoi effettuare o ricevere una chiamata anche quando è capovolto. Lo voglio! Allora acquistalo subito. E grazie al concorso partecipa e vinci con Idol 3. Puoi vincere un fantastico tablet POC 10 con tastiere docking station incluse. Dal 31 agosto al 29 novembre. Un'estrazione al giorno. Regolamento completo sul sito vinci.it. Io sono Gioco, lei è schizzato, lui è Flavio. Cosa? Lei è disgusto, lui è paura. Dai creatori di app, Monsters & Co. e alla ricerca di Nemo. Inside Out, dal 16 settembre al cinema. Con tutta la tecnologia che c'è da MediaWorld, possiamo darti ogni giorno tantissimi prodotti in promozione. È il buongiorno MediaWorld, perché il buongiorno si vede dallo sconto. Solo domani, 40% su film e musica. MediaWorld, voglio un mondo. Va bene, manda Martino. Sono nato a Forlimpopoli. Per me la qualità è amore per il proprio lavoro, per cui passione per il dettaglio. Credo che il rapporto qualità-prezzo dei nostri divani sia eccezionale. No, ben quella no. Fino a domenica non paghi l'IVA su tutta la collezione e in più risparmi il 50% sulla collezione settembre. Divani belli, comodi, tutti fatti a mano dai nostri artigiani. Vieni in negozio a scegliere il tuo preferito, ma fai in fretta. Tutte le promozioni terminano domenica. No. Io solo che devo, cioè, nel senso, per sicurezza che magari non di quella che casi il Papa che ti... che Gaspito che sì, l'ho scritto, sì, un po' brutale sorpresa, però perché se no vi mando la versione con Tiziano Ferro, insomma, non va in quella. Linus ha schierato la sua modulo interproduce in produzione dietro. Ma andiamo già. Spesso e ciabatte, scatole su scatole di scarpe, devo prepararmi per un viaggio in una meta bella. Sono scappato a Santa Marinella perché c'è sto tizio che mi porta iella, mi pedino ovunque, non so toglierlo di torno. Quindi l'ho incontrato e poi di botto, 3 secondi dopo un dito rotto, ero titolare all'Ital Volley, adesso sono in panca. So qual è la meta e fuggo il dramma, su kaori.com è top di gamma, prendo delle scarpe un po' speciali, c'ho da camminare in streets of Philadelphia. La rivoluzione industriale mi ha permesso di poter utilizzare tutti i materiali per sconfiggere sto porta sfiga. Non ho solo panico e di più, è l'omino della Paraflu. Ho scoperto per fortuna allergico Tiziano Ferro. Quindi la battaglia fu così, inizio con l'urlo di Praspith, trangugiando yogurt nell'esofago anche se fa male. Questa parte avevo da cantare solo per ficcarci ste parole, ma... Pronto? Arrivo. Sì.
Ah sì, PSG sono sempre Ok, adesso lo sconto. Sì, non posso chiedere in pizza qua. Mi se arriva il vestito alle spose, che mi sono andato a qui in macchina, potremmo mostrare giusto. Adesso mi arriva prima. Devo ancora provare le braghe. Come vuoi. Perché devo venire qua, andiamo a un caffè dentro. Sì, sì. Questi erano le... Buongiorno. Beh, sì, è arrivato Tiziano qua un attimo fa, poi è dovuto andare via, ma insomma, se serve lo richiamo eventualmente. Sì, sì, che vi saluterà alla fine della telefonata. Sì. Tiziano, le scarpe e il paraflu. Eh.
Ma esatto, sì. Una bella immagine mattutina, sì. Ciao, 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 ciao.